Nel video di oggi vi farò vedere 3 tecniche speciali per Lightburn per incidere monete e passare da principianti a pro. Perfetto, partiamo in ufficio, vi faccio vedere come ho generato queste immagini qua e i vari processi. Non vi spiegherò tutto un pippone tecnico di quale AI usare una o l'altra, mi interessa poco spiegarvi questo concetto e come io utilizzo l'IA in generale. Per fare questo ho utilizzato Gemini con la funzione Nano Banana. Sono partito e di solito faccio sempre questa cosa qua, che parto in una chat nuova in cui spiego bene e addestro, ok, tra grandissime virgolette, l'IA nel contesto e quello che devo fare. Una volta compreso gli chiedo di generarmi il prompt per generare un'immagine, quindi poi passo in una nuova chat e andiamo avanti. Quindi per partire la prima cosa che ho fatto è stato dirgli da quale immagine di esempio vogliamo partire. Nel mio caso ho deciso di utilizzare le patch delle Mission Control della NASA, sono tutte patch di ogni missione che è stata fatta, come potete vedere. Quindi dando questo contesto gli chiedo di generarmi una patch in stile Big Rocket Project, dandogli tutte le informazioni che servono, devo fare una moneta e questo e quant'altro. Mi ha generato di conseguenza questa versione qua di una patch con tutti i fili, tutti carini, risultato eccellente. Sono passato dal fare la patch invece che direttamente un disegno vettoriale perché ho visto che non veniva ben compresa questa istruzione, per cui prima arriviamo al design in qualsiasi tipo di stile, non è un problema, e poi facciamo convertire quella cosa in vettoriale, non proprio in vettoriale ma in 2D scala di bianco e nero. Come vedete mi ha fatto questa bella patch Big Rocket Project con tutto, però mi ha messo un arcobaleno che a me c'entra poco. Gli ho detto di togliere l'arcobaleno e riempirlo di attrezzi, minuterie, e come vedete mi ha aggiunto il martello, le lame della sega, le viti, i bulloni e le stelle. Perfetto come primo risultato per fare questo test. Ora da questa versione, come vedete, gli ho fatto poi generare quella 2D in bianco e nero, che come vedete non cambia quasi nulla. Il trucco veramente di fargli fare il prompt sempre dalla I per poi generarlo per me funziona. Non sono estremamente bravo nel dare comandi precisi sulla generazione di immagini, su quello di testo già di più. Una volta che avete l'immagine fatta di quello che volete in bianco e nero, per fare la divisione sui più livelli che vedremo fra poco ho fatto suddividere sempre l'immagine in 1, 2 e 3 passaggi. Una volta fatto questo, ovviamente non abbiamo preso e mandato direttamente dentro il laser. Il Leo si è preso questi file, li ha sistemati, li ha convertiti in vettoriale, sempre utilizzando altri software di grafica come Affinity. Una volta che avete la vostra immagine in vettoriale passiamo direttamente su Lightburn. Bene, una volta fatta la nostra immagine al computer con l'IA e aver preparato tutti i livelli, veniamo qua al laser dove ci aspetta il nostro grande e mitico ingegner Geneletti. Prepariamo la moneta, andiamo a fare la prima versione DIY. Il primo layer, se ho capito Leo, è una incisione molto semplice che si fa nella prima parte senza fare nessun tipo di fronzolo, giusto? Sì, esatto. Praticamente tutto ciò che si vede, diciamo, colorato all'interno del nostro layer di Lightburn verrà inciso, quindi tutto quello che è colorato è un basso rilievo. Fantastico. E il resto invece rimane, tutto ciò che è trasparente rimane la faccia, diciamo, originale della Quindi moneta. livello numero 1 DIY, basso rilievo. Adesso faccio una sola passata giusto per vedere quanto incide. 3, 2, 1, fuoco! La tolgo, la passiamo qua. Calda, Beh, vi dirò. Allora, questa qua è venuta bene. Ha un bel feeling in mano. Molto semplice, molto plain. Il Rocket Coin, senza fronzoli. Fa il suo, è pulito. Però appunto è la versione DIY. Chiunque può farla, semplice. 2 passate in basso rilievo, easy peasy. Passiamo al livello 2. Tu stai capendo, vero, tutto quello che stiamo facendo? Sul serio? Dopo me la rispieghi. Allora adesso ti faccio vedere, c'è questa cosa bellissima di Lightburn che si chiama Material Library. Ok. Seleziono una passata che se tu lo apri hai le stesse impostazioni che ti compaiono quando clicchi sul tuo layer da fare, che poi gli puoi dire o assign e quindi ti assegna quelle impostazioni a quel layer, infatti me le ha modificate, oppure fai link, che se tu modifichi queste perché stai facendo dei test, te le modifiche su tutte quelle linkate a quella roba, quindi non devi andare a cambiare ogni singolo layer. Potremmo anche fare un white mark come test
e poi nel caso fare un deep engraving così. Ok. Allora facciamo assegna, adesso abbiamo le impostazioni del white mark senza andare lì, guardare la tabella, scrivere, fai una volta sola. Quindi al di là dei trucchetti per fare le monete, trucchetti anche per Lightborn qua, raga. Adesso abbiamo il nostro coso, Ok. Ah ci sì. mettiamo un po' di safety squints. Però il safety squints qua mi stanno scomodi. Guarderò dallo schermo, anche se mi avete detto di mettermi gli occhiali. Voi siete furbi, ma io non guardo il raggio. Ok, vado. Wow, bianco! Oh! Lui ne farà 4, diciamo, perché sono 2. Se fai il cross hatch sono 2 passate. Wow, molto bello. Molto Questo bello. è l'effetto bianco. del bianco. Questa qua è la versione amatoriale, quindi già intermedia. Rispetto al DIY, che è la prima, basso rilievo, inciso nero, ok? La differenza di questo passaggio intermedio è che andiamo a mettere solamente più elementi lì e lo facciamo bianco? Sì, si può fare anche nero, cioè quello in realtà non è una questione di intermediate o DIY, è proprio una questione di impostazioni che puoi fare in tutti i modi. Però questo se lo lucidi scompare praticamente la scritta. Sì, se tu gli passi con la Scotch Brite così cancelli tutto. Quindi il bianco, questo qua era da fare più su quelle monete già cromate, Già lucide, che quindi non vai a lucidarle perché lo sono segneresti. lucide, sì, esatto. Chiaro? Su Adesso una moneta che è pronta, fatta e finita, che non è questo il nostro caso. Adesso gli metto le impostazioni per il dark e facciamo come con l'altra. Anche in queste passate qua è classico, ci avrai un'interlinea da tenere. Sì. Quanto tieni di solito? Quel CO2 è tipo 1/10. Allora qua l'interlinea sono 700 linee per pollice. Direi che mi hai dato un'unità di misura molto comprensibile. Ma è quello che ci dà Lightburn per Ti metto qua la conversione in decimi. Ok, stesso passaggio, anche questo. Ora andremo a passarlo con lo Scotch Brite. È caldina la situa in effetti. È figo, cavolo. Visto al microscopio magari andiamo a vedere come il contorno delle lettere effettivamente poi sembri bruciato. Livello 1 e livello 2. Molto semplice, un po' più sempre semplice, ma un po' più complesso, specialmente nella grafica. Vacca boia. Qua, come si vede dal nostro file, è molto più complicato. Abbiamo un layer verde, abbiamo un layer blu e un layer, diciamo, rosso. Ok. Il verde è come gli altri, sono dei bassorilievi semplici sulla prima faccia. Quindi vediamoli, cioè, giusto perché così riesco a capirlo in testa. Vediamo la moneta di lato. E vedo come se ci fossero delle sezioni dei vari livelli. Ok, il verde è il livello base, quindi dove tocca la moneta. Esatto. Ok. Poi abbiamo il livello blu, che se io vado a nascondere tutto, il blu e il rosa, vediamo che taglia degli oggetti. Perché? Perché noi andiamo a cavare questa parte blu molto di più. E andiamo in giù. Di conseguenza avremo, diciamo, 2 facce, una 0 e una -1. Ok. Su quella faccia poi andiamo a incidere questa parte qua rossa, che anche lei è tagliata dagli altri oggetti. Quello che ti chiedo, è meglio andare a incidere direttamente le nostre immagini di sfondo o come per il blu fare un ulteriore scavo e scavare attorno alle immagini? Sì, che è tipo lo stesso di questi qua verdi. Cioè faresti lo stesso lavoro ancora una volta. Sì. Si può fare. Complica di parecchio Perché il settappare il file, perché è tutto duplica livello, poi offset per evitare di tagliare anche gli elementi interni. Poi boolean tra blu e offset degli oggetti che vuoi mantenere in avanti. È un altro livello in più. Adesso proviamo questo qua già settappato e vediamo. Al tuo soufflé. Questo è sempre primo layer, una passata, cross, giusto? Sì. Perché comunque stava facendo il layer di cavo, però in bianco perché le impostazioni non erano quelle. ok. Per cui adesso posso fare il layer di scavo con delle impostazioni custom, ovvero uno che è dark engraving, 5 passate, cioè in cross hatch sono 10. Poi come sottolivello ho un clean che è una passata. Per cui quando faccio partire posso dirgli ripeti 10 volte, per esempio, però siamo 4. Quindi fa 10 passate. 10 passate in cross più una di pulizia per e poi si 4 ripete volte. 4 volte. Quindi 11
16x4. Beh, ovviamente adesso è allo stesso livello della prima incisione, però più va avanti più dovrebbe separarsi. Beh, vedendo che questa è una passata E lo fa. questa è ancora La prima. lo deve fare per 4 volte. Ok, finito il secondo livello, l'abbiamo ripetuto 2 volte, sembra vederla ad occhio nudo all'incirca che siamo andati in giù di mezzo millimetro, mi sembra sufficiente. Terzo livello, quello dei dettagli, che partirà fra 3, 2, 1, wow! Ma poi alla fine, dopo tutto questo, non c'è la pulizia. No, possiamo farlo manualmente. Capiamo? No, perché se la tocchiamo non si può. No, non la tocchiamo, la guardiamo, facciamo una passata di pulizia. Adesso è il clean up, volendo posso farlo più volte su tutti i layer, così viene tutto più pulito. L'ho fatto una volta sola. Perfetto, finito tutti i nostri passaggi. Ora, wow, mamma, dobbiamo ancora dargli una pulita. Che storia però. Lo metto così, però potrei fare macro. Che storia. Sembra una moneta da 50 cent gigante. Allora, mi piace tutto, cambierei poche robe anche nel design, ma per testare questa tecnica e spiegarvela, direi che ci siamo. Diamogli una pulita. Lì un po' che ammorbidisce. Per forza il mondo è troppo piccolo per me, per i miei sogni così ambiziosi. Mi viene in mente Pippi Calze Lunghe, che si fa il mondo come piace a lei. E lui sta facendo il suo mondo perché così è a sua misura. Che dirò, Rick? Bisogna spazzolarla dentro. Perfetto raga, allora moneta terminata con successo. Nel mentre ne abbiamo fatto anche una sua copia perché c'erano alcuni dettagli che non mi piacevano, per lo più nello sfondo, alcuni dettagli degli ingranaggi che non erano stati presi. Adesso abbiamo la moneta definitiva che, come potete vedere, tra le due quella di destra è sicuramente quella più accattivante. Il fatto di dare profondità con le incisioni dà una profondità appunto all'immagine e a tutto. Ora, come veri professionisti, come tocco finale andremo a usare questo prodotto qua che è il Black Brass, ovvero un brunitore per ottone, quel prodottino chimico che avete visto sicuramente usare in qualche contenuto di chi lavora il metallo. C'è scritto di non berlo, ma perché gli date un così buon odore, mi domando io. E ora li bruniamo, li andiamo a levigare e avremo finalmente terminato questa Rocket Coin. Allora versiamo un po' di questo prodottino che ha un colore azzurrino molto carinetto, anzi, e vi dirò di più, magari provo a fare una cosa che e invece guarda Leo, tu che sei sempre il solito, mamma, guarda che scuro, ok? E tu dici giustamente, se io potrebbe essere una tecnica? Sì, forse sì. L'acqua blu come i tuoi occhi. Ok, facciamo la seconda che è quella invece con tutte le siringhe che abbiamo. Bravo, con tutte le siringhe che abbiamo, che adesso si brunirà tutta storta. Belle però ste reazioni chimiche, mi piace fare lo scienziato. Servirebbe, sembra la lezione mancata di quando volevamo fare il nostro video sull'electroplating, che non è andato proprio benissimo l'esperimento, ma che sicuramente riproporremo. Arrivati a sto punto, con cosa proviamo a pulirle? Io lo pulirei con lo Scotch Brite qua sul Dremel. Scotch Brite, Dremelino, Scotch Brite grana media 600, quindi chiaro che più stai, più comunque ripristini. Forse, wow, è comunque fighissima. Mi verrebbe da dire di lasciare, cioè, visto quanto questo asporta, mi verrebbe da dirti quasi di provare a lasciarlo eccessivamente di più. Ti conviene metterlo dentro nel bicchiere. Vado a prendere una pinzetta per toglierla. Una pinzetta. Sai cosa usa? La lana di metallo. Per far cosa? Per levigare? Per togliere il nero, cioè per lasciare il nero nel punto giusto. Mi sembra una bomba atomica, vecchio. Sì, è molto bella. È molto bella. Di sopra dei vari oggetti sono leggermente più chiari, riflettono un po', lo sfondo è più scuro. Che figata. Che figata. Ottimo raga, spero che queste chicchette che vi abbiamo spiegato di Lightburn vi possano essere utili per creare anche voi le vostre monete, i vostri gadget. Sicuramente continueremo a sperimentare con questo laser qua della Monport. In descrizione trovate tutti i link per la macchina, eventualmente con un codice sconto dedicato solo a voi, e solo per oggi stavo pensando di regalarlo questo coin.
Ne mettiamo una in palio per ogni video? Non lo so, intanto se vuoi ricevere a casa gratuitamente il primo Rocket Coin, commenta sotto con coin. Fra una settimana esatta dall'uscita del video su Instagram andrò a estrarre 3 vincitori, un vincitore e 2 riserve, a cui scriveremo per ricevere l'indirizzo e spedirti a casa questo Rocket Coin, che magari potrebbe servire per avere accesso in futuro. È un gettone? Un gettone per cosa? Per partecipare a qualcosa? Non lo so, non ho le idee chiare. Ah!